perché no? Anche in Veneto noi abbiamo già avuto candidate donne, ma perché no? È una svolta e anche noi potremmo andare in questa direzione. Il ciclone Elly Schlein ha aperto lo scenario e il segretario Dem Veneto è più che possibilista. Una candidata donna per la guida della regione nel 2025, con uno scenario che potrebbe diventare ancora più suggestivo. E se la battaglia per Palazzo Balberi proponesse la sfida Meloni-Schlein in salsa veneta? Sul fronte centrodestra tutto dipende dall'opzione Zaia e la sua eventuale possibilità di ricandidarsi, ma in caso contrario, da Erika Stefani per la Lega a Elena Donazzan per Fratelli d'Italia, le opzioni non mancherebbero, stante la necessità fra 2 anni di constatare il peso dei meloniani dopo 2 anni di governo a Roma. Fantapolitico o meno, per Martella la svolta di Elly Schlein segna chiaramente un percorso, almeno nel centro-sinistra. Con Alessandra Moretti nel 2015 andò male, ma i tempi sono evidentemente cambiati anche in casa degli avversari. Una delle ragioni per le quali la Schlein secondo me ha avuto un successo è anche il fatto di essere una donna, una giovane donna e quindi di avere tutta quella carica innovativa, magari appunto pensando a figure non solo della politica ma anche della società, economica e civile del Veneto. Uomo o donna, in ogni caso, la necessità resta quella di creare una compagine ampia per poter battere chi domina politicamente il Veneto dal 1995. Senza dover scomodare il campo largo di lettiana memoria, che poca fortuna ha portato, Martella apre le porte ai 5 Stelle al terzo polo, ma non solo. Possiamo avere qualche chance di vincere e perché mettiamo insieme un grande schieramento che guardi anche a forze liberali, moderate, popolari che nel corso di questi anni magari non hanno trovato nel Partito Democratico un riferimento, con il 5 Stelle se vorrà starci, con Calenda e Renzi e anche con una serie di liste civiche che nella nostra regione hanno un loro radicamento e rivolgendoci anche a quelle forze, a quei ceti, a quei segmenti della società, al mondo produttivo, economico, che magari nel corso di questi anni, come ho detto prima, ha trovato in Zaia un riferimento.